Siamo con l'autore Andrea De Carlo, autore questa volta del libro Una di Luna. Come nasce questo libro? Ma nasce da riflessioni ed esperienze che riguardano i rapporti fra padri e figli, in questo caso un padre e una figlia, e in questo caso ancora più specificamente un padre molto difficile e una figlia, e fanno questi due lo stesso lavoro, sono degli chef tutti e due. Il padre è un uomo molto dispotico, molto prepotente, grande chef, la figlia lavora molto più sulle sfumature, su una scala molto più piccola, più intima, e tiene molto a quest'uomo, ma è un uomo impossibile con cui è difficilissimo avere a che fare. E questa era per me l'occasione di parlare appunto dei rapporti che ci sono dentro una famiglia. Beh, a Treviso sono molto legato perché ormai moltissimi anni fa, con il mio primo romanzo Treno di Panna, ho vinto il premio Commisso a Treviso, e in quell'occasione ho conosciuto Federico Fellini perché sua moglie Giulietta Masina faceva la madrina al premio. Quindi da lì poi è nata un'amicizia e una collaborazione con Fellini, che poi è stato diciamo, uno di quegli incontri fondamentali nella mia vita, no? È stato un lungo percorso dove ho lavorato con lui, ma poi comunque ho frequentato una persona estremamente interessante, e Treviso mi è sempre rimasta nel cuore come il luogo di questo incontro. Poi mi è capitato di tornarci e ogni volta ripensavo a quell'incontro nel Palazzo dei 300, in quel luogo che mi è rimasto molto nella memoria, e quindi è un legame particolare. Il futuro invece del romanzo, lo stato di salute dei romanzi, degli autori, insomma, si combatte molto per difendere questo settore, però qualche speranza c'è. Qualche speranza c'è, lo si vede in serate come questa a Treviso, dove poi in festival anche come questo di Carta Carbone, dove si vede che molta gente ha voglia non solo di leggere, ma anche di scoprire tutto il mondo che c'è dietro e intorno a un romanzo, quindi il mondo degli scrittori, il mondo di chi i romanzi poi li crea, li scrive. Eh, Naturalmente è difficile, nel senso che poi la gente ha sempre meno tempo, o almeno è convinta di avere sempre meno tempo. Poi a volte la passione scatta quando trovi un romanzo che ti corrisponde, che ti piace, che ti diverte, in cui ritrovi parti di te, no? Credo che non bisogna mai, la cosa proprio da evitare a tutti i costi è considerarlo un obbligo, ma a volte quando uno scopre il piacere che un romanzo ti può dare, scopre che poi diventa una necessità, una cosa di cui io per esempio non riuscirei a fare a meno. Se io non avessi i romanzi da leggere, oltre che da scrivere, mi sembrerebbe di vivere in un mondo molto povero, molto desertificato. Siamo in compagnia di Bruna Graziani, direttrice artistica della manifestazione Carta Carbone. Ecco, ci racconti in due parole questa realtà. È un festival letterario di letteratura autobiografica, l'unico appunto festival letterario di letteratura autobiografica. E abbiamo appena concluso la nostra sesta edizione ed è stato un crescendo, diciamo, nel tempo di successo, di persone, di partecipazione. Abbiamo avuto autori molto importanti, Stefano Benni, questa sera Andrea De Carlo, e tante persone, insomma, persone molto molto interessanti che hanno diciamo, fatto la cifra letteraria di Treviso, e di questo siamo molto contenti.